Il presidente della regione, onorevole Nello Musumeci, ha istituito 4 nuove zone rosse in Sicilia e sono i comuni di Caltanissetta, Caltavuturo, Scicli in provincia di Ragusa e Palma di Montechiaro in provincia di Agrigento. L'ordinanza è entrata in vigore oggi 16 marzo, sarà valida per i successivi 14 giorni fino al prossimo 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive ASP. Sentiamo in merito il sindaco di Palma Montechiaro, Castellino. Abbiamo appena completato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato da Sua Eccellenza il Prefetto insieme a tutte le autorità provinciali, e abbiamo definito il piano di controllo e di azione da portare avanti da oggi fino al 30 di marzo, il giorno in cui dovrebbe finire la zona rossa. Purtroppo la presenza di un repentino aumento dei contagi e la contemporaneità con la variante inglese ha portato la mia persona, in quanto autorità sanitaria locale massima, e l'ASP, a far valutare alla Presidente della Regione la dichiarazione di zona rossa, che è ritenuta indispensabile al fine di prevenire ciò che sarebbe sicuramente stato peggiore da affrontare. In questo modo potremmo tenere la situazione sotto controllo e probabilmente i nostri concittadini comprenderanno che aver vissuto la zona gialla come una zona franca, ciò che tra l'altro è avvenuto credo in tutta Italia, ha di fatti portato al precipitare della situazione, ma sono convinto che la città come sempre risponderà bene e all'unisono, e insieme supereremo questo ulteriore terribile momento. Quanto durerà questo lockdown, sindaco? E tra l'altro diverse scuole sono state anche colpite, no? Sì, i focolai hanno aderito le scuole perché di fatti poi rappresentano, pur nella sicurezza che portano avanti i dirigenti, a quanto pare un comportamento di alcuni studenti non corretto ha di fatti causato l'esplosione di ulteriori focolai. Non esiste scuola del territorio che non abbia al suo interno diversi positivi, e ciò ha portato alla mia ordinanza prima e poi, in un contesto più generale, all'ordinanza del Presidente della Regione, che come detto poc'anzi sarà valida fino al 30 di marzo, salvo mutamenti epidemiologici. Ci saranno dei piani per le vaccinazioni particolari per le zone rosse? Per le zone rosse credo che non esistano piani di vaccinazione particolari, però già il Comune, in accordo con l'ASL, si era già attivato, e procederemo in maniera ancora più spedita per la realizzazione di un punto di vaccinazione in via Vittime delle Mafie. La parte che riguardava la parte strutturale è stata completata, adesso procederemo in sostituzione dell'ASP all'acquisto di quanto necessario per affrontare il punto di vaccinazione, dopodiché daremo il via alla campagna di vaccinazione di massa. Stiamo già chiedendo lo